Il problema invece della manodopera è un problema che va al di sopra delle nostre competenze, che riguarda il governo. Non bisogna sempre dire no, ma bisogna programmare i nuovi flussi e questi flussi devono essere trattati in base alle esigenze delle nostre imprese. Alberghi, ristoranti, bar, strutture ricettive. La mancanza di manodopera, soprattutto nel settore del turismo, sta creando non pochi problemi ad un settore strategico dell'economia veneta. Il presidente di Unioncamere, Mario Pozza, torna a lanciare al governo un messaggio chiaro. Bisogna riaprire i flussi migratori sulla base delle necessità delle imprese, altrimenti la situazione è destinata a precipitare. Se non lo si affronta in tempi brevi, la crisi sarà ancora maggiore rispetto a questa. La questione è emersa a margine della presentazione del network europeo dei siti UNESCO, che si terrà a Cison di Valmarino dal 28 al 31 maggio, un vertice dal quale uscirà una carta del turismo sostenibile allo scopo di individuare le strategie per il futuro nel settore turistico, le linee guida per la capacità di un'area di essere impresa e di esserlo in un territorio che ha il valore aggiunto di un sito UNESCO. Sarà un documento che ci accompagnerà nel prossimo futuro. Questo è l'inizio, perché partiamo da Cison di Valmarino, ma lavoriamo anche in prospettiva dell'altro importante evento che saranno le Olimpiadi di Cortina.